Risentito per non essere stato coinvolto come invece altri candidati nel confronto sul futuro del porto e non solo, svoltosi qualche giorno fa a Venezia, il candidato sindaco di Resistere Veneto Roberto Agirmo dice la sua. Sicuramente avremmo avuto anche noi qualcosa da dire, nel senso che dal nostro punto di vista quello che abbiamo sentito che è venuto fuori da quel confronto ha dell'allucinante. Quando si continua a dire scaviamo, 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 onestamente non è il nostro modo di lavorare. Ora, noi non siamo un movimento per il no in senso assoluto, siamo un movimento di proposizione, quindi se vogliamo fare un ragionamento sulla utilizzo di così com'è e non di più, ne possiamo parlare. Sicuramente andare a scavare ulteriormente non se ne parla. Secondo Agirmo, cosa si dovrebbe fare per quanto riguarda il porto? Ricordo che la Serenissima dal 1501 aveva istituito il magistrato alle acque. Il magistrato alle acque serviva proprio per gestire la laguna. Hanno deviato fiumi e scavavano i rii, scavavano, ma scavavano dove doveva essere scavato. È una questione di principi di dinamica, semplicissimo. Se tu aumenti il fondale, automaticamente l'acqua si alza. Noi cerchiamo di fare in modo di mantenere la laguna e preservarla nel modo possibile senza andare ad implementare ulteriori scavi che potrebbero portare a flussi di acqua incontrollati. Quindi il porto così com'è, non di più. Se dobbiamo fare proprio un ragionamento, diciamo che per quanto riguarda le merci è indispensabile che continuino ad esserci, per quanto riguarda il discorso dei turisti, io poi che lavoro anche nel mondo del turista, là si potrebbe fare un ragionamento molto più ampio.